Antonio Grandina è il protagonista della nuova mostra nella sala metallica del Centro Culturale Leonardo da Vinci San Donà di Piave. Vediamo il servizio. Dalle sue opere emergono sicuramente molti giochi di colori che stimolano la fantasia. Quali sono le sue principali fonti di ispirazione? L'arte si crea tutti i giorni, uno con la propria idea, con il proprio materiale, con la propria esperienza, con le visioni che ha davanti agli occhi. Non sono mai cose tristi, non sono mai cose sgradevoli. L'arte deve essere un principio di idee che ti esplode dentro nel momento che tu le dai, che le formi. E per me è più grande l'arte quanto è molto più libera. In questa mostra vediamo un'evoluzione del suo modo di dipingere. Nell'ultimo periodo principalmente vediamo che ha sperimentato l'uso di nuovi materiali come il polistirolo. Sì, giustamente io credo che l'arte non possa mai rimanere ferma, è come l'età che avanza, è come l'età che avanza, anche l'arte deve avanzare. Ma però è sempre quello che io vedo e che mi emoziono. E io lo propongo in maniera moderna, con materiale diverso, in forme diverse, però è là, con i colori che a me piacciono, che mi fanno emozione, che mi danno sensazioni particolari, giro attorno a queste cose, metto assieme dei materiali nuovi, metto assieme delle idee nuove, dei momenti di aggregazione di certi colori che posti in un momento diverso dall'altro ti danno un'altra forma, un altro colore, e creo queste cose. E credo che questo sia il risultato di chi crede veramente sull'arte e sul grande dono che abbiamo ricevuto, che dobbiamo portare avanti. Va bene, allora andiamo a ricercare un po' di emozioni anche noi.